Già da adesso i prossimi mesi secondo me saranno ancora più complicati per le nostre aziende perché, rischiamo veramente di veder crollare tutta la nostra economia. Saranno settimane e mesi complicati per l'economia veneta e italiana. Pensando alla guerra in Ucraina, il pensiero di tutti va ai cittadini, a chi è rimasto a combattere e a chi sta cercando di fuggire. È l'aspetto più drammatico di un conflitto che lascerà una ferita profondissima sotto tanti punti di vista per molto tempo. L'aspetto economico è sicuramente uno di questi, se si considera che arriva dopo i 2 difficilissimi anni di pandemia. Oggi le imprese si trovano a fare i conti con le sanzioni alla Russia che pesano sull'export, con lo stop delle importazioni dall'Ucraina di materiali quali acciaio, ferro fondamentali per le nostre filiere e poi ci sono i costi delle materie prime. L'impatto che stanno avendo i costi energetici sta diventando ormai, insostenibile. Si andranno a ridurre i margini, gli utili delle nostre aziende. Questo vuol dire, spiega il numero uno degli industriali veneti, meno soldi per gli investimenti che negli ultimi anni si erano quasi ridotti a zero, ma che alla fine del 2021 avevano visto una ripresa. Rischiamo, aggiunge Carraro, di avere un fermo delle nostre aziende. La carenza di materie prime, il blocco dell'export o le difficoltà di completare le transazioni economiche rischiano di diventare per l'economia una combinazione difficile da affrontare. Rischiamo così, di guardare al Covid e a tutto quanto quello che le nostre imprese hanno passato con il Covid, per una cosa di seconda importanza.